Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La criticità che abbiamo sollevato ieri in conferenza delle regioni riguarda la disponibilità del sistema privato di erogare tamponi. Lo ha detto questa mattina il presidente Massimiliano Fedriga, sottolineando anche come al momento i contagi siano contenuti in regione. Non possiamo permetterci di riempire nuovamente gli ospedali, ha affermato, perché questo significherebbe non solo non riuscire a curare al meglio i malati Covid, ma anche non garantire prestazioni adeguate per altre patologie, a partire da quelle oncologiche. Presidente, manca un giorno all'ora X, poi scatterà l'obbligo del Green Pass. Come stanno andando le trattative con il governo? Noi abbiamo come regioni e come sistema regionali dobbiamo applicare al meglio la norma e quindi la criticità che abbiamo sollevato ieri in conferenza è la disponibilità di tutto il settore, quindi quello privato, di erogare un numero sufficiente di tamponi rispetto alle richieste. Chiaramente questo riguarda tutto il settore privato, perché il pubblico si deve occupare dei tracciamenti, del ricostruire le catene di contagio e quindi garantire la salute da quel punto di vista. Mi auguro che da questo punto di vista ovviamente ci sia anche una responsabilità da parte di tutti, sapendo che il Paese vive ancora un momento difficile, ne stiamo uscendo grazie agli sforzi e grazie alla importante campagna vaccinale che abbiamo fatto, dobbiamo continuare in questa direzione. È una regione però spaccata in due. A Udine e Pordenone il contagio non sta crescendo, a Trieste sì, un segnale anche di come la vaccinazione abbia frenato in altri territori la crescita del Covid. Sì, devo dire che i numeri comunque ci dicono che è tutto molto contenuto, ma questo, ribadisco, grazie a un'importante campagna di vaccinazione. Gli ospedali sono sotto controllo, dobbiamo continuare così, perché se ci dovessimo ritrovare nella situazione che abbiamo visto l'altro anno con gli ospedali pieni, vorrebbe dire non essere in grado non soltanto di non dare le dovute cure a tutti i malati di Covid se fossero troppi, ma di non garantire le prestazioni sanitarie a chi soffre di altre patologie. Pensiamo ai malati oncologici, pensiamo a chi deve fare uno screening per un tumore, sarebbe inaccettabile. Ultimo fatto, non sarebbe più accettabile, e questo dobbiamo evitarlo a tutti i costi, di ritrovarsi con le chiusure delle attività come lo scorso anno, cosa che sarebbe devastante per l'economia di questo Paese. Preoccupazione per la manifestazione annunciata, prevista domani al porto di Trieste, con il blocco ad oltranza dell'attività produttiva e logistica. Il presidente dell'autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, conferma la sua volontà di lasciare tutto se la protesta dovrebbe proseguire, e tuona: il porto è usato per altri fini, a rischio miliardi di euro, investimenti e investitori. Abbiamo tanti investimenti che devono decidere se continuare ad operare sul porto di Trieste, e tanti dialoghi con altri investitori che stiamo portando avanti. Quindi sono miliardi di euro che chiamano al cellulare del sottoscritto per sapere che cosa devono fare, e il sottoscritto ha già detto a tutti quello che ha intenzione di fare, perché se devo sacrificare la mia vita, come ho fatto e ho volentieri fatto in tutti questi anni, per far vivere meglio delle persone, per farle lavorare meglio, creando valore in questo porto, in questa città, e poi dopo ci si trova che il porto viene usato per altri fini, non pensando al danno che creano alle loro famiglie, alle famiglie di chi vive in questa città e alle generazioni, ai loro figli e quant'altro. Mi dispiace, ma io già una volta ai portuali ho detto di usare la testa e non la pancia, e mi hanno seguito quella volta. E questa volta sembra che non mi seguono, e allora sono abituato a gestire cose dove la gente mi vuole bene. Se la gente non mi vuole bene, vado da un'altra parte. Se qualche giorno fa potevi sperare che ci fosse qualche spiraglio, questo spiraglio non mi sembra che stia arrivando, anzi mi vedo anche sbeffeggiato da qualcuno, dai comunicati e quant'altro. E chiaramente io però la testa la devo usare, e quindi non sto lì a guardare le parole, sono i fatti che contano. Se il blocco va a oltranza, il sottoscritto userà la testa, penserà a se stesso e andrà da un'altra parte. Trieste è trascinata dai suoi portuali al centro dell'attenzione mediatica per la grande manifestazione non autorizzata che dovrebbe svolgersi domani. Proprio per questo si è tenuto un vertice di sicurezza in prefettura, attese oltre 15.000 persone. Il prefetto Valenti però avverte: nessuna trattativa sulla revoca del Green Pass.
Potrebbero essere numeri importanti, superiori ai 15.000 che abbiamo registrato nelle manifestazioni dei giorni scorsi, e quindi l'attenzione va innanzitutto a evitare che ci siano turbative per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica. Valuteremo poi nel corso dello sciopero, o presunto tale, perché effettivamente non si tratta di uno sciopero autorizzato, quindi potrebbero esserci anche, questo valuterà poi l'autorità giudiziaria, le ipotesi di reato che si configurano a danno dell'attività pubblica anche che il porto esercita, e quindi comunque valuteremo il comportamento dei manifestanti, che mi auguro sia civile e che non crei appunto ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica. Mi sembra di capire che l'unico obiettivo sia la revoca del Green Pass, e quindi non ci sono trattative su questo. Trieste sarà il cuore di tutte le proteste praticamente, perché nelle altre parti del Friuli Venezia Giulia sono previsti piccoli presidi. Sì, insomma anche stamattina è stata condivisa questa informazione, cioè che pare che sia soltanto Trieste che, come dire, raccoglie questa protesta. In realtà gli altri porti italiani in questo momento non soffrono di queste difficoltà. Infortunio sul lavoro nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Ovaro. Un operaio di 48 anni del posto è rimasto ferito a una gamba mentre stava lavorando con una lamiera di metallo. Dopo l'allarme lanciato dai colleghi, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita. Sulle cause dell'infortunio indagano gli ispettori dell'azienda sanitaria intervenuti con i carabinieri di Comeglians. Furti di abiti nel polo dello shopping del centro Lanza a Trieste, un negozio di abbigliamento che sorge lungo la ex provinciale 35. I malviventi hanno agito nella notte dopo aver spaccato le vetrate della porta principale. È scattato subito l'allarme, ma all'arrivo degli agenti della Polizia di Stato i malviventi erano già riusciti a scappare e hanno rubato diversi giacconi invernali. Si completa con l'inaugurazione della scuola secondaria di primo grado l'investimento di 8,5 milioni di euro per il polo scolastico fondato dal gruppo Danieli a Butrio. L'Educational Hub 013 è caratterizzato dal percorso didattico English Tech Plus, che unisce le basi culturali italiane al robustimento della logica e matematica, supportato anche dall'uso della lingua inglese. Solo un'azienda che ha visione può immaginare una scuola così, la scuola che vorremmo tutti. Questo è il commento del sindaco di Butrio, Bassi. Sindaco, si amplia l'offerta del polo scolastico che il gruppo Danieli ha creato, fondato qui a Butrio. Beh sì, si vede che abbiamo a che fare con un'azienda che ha visione, è un'azienda che guarda al futuro, guarda anche al futuro culturale delle nuove generazioni. Questi ragazzi che intraprendono questo percorso sicuramente avranno una marcia in più grazie al percorso che stanno facendo. Un'iniziativa nata per dare una risposta alle famiglie dei lavoratori del gruppo Danieli, ma c'è stata poi subito un'apertura al territorio. Beh, è una necessità perché dobbiamo pensare a una tipologia di scuola innovativa, diversa, dove la lingua inglese, l'informatizzazione dà un'apertura mentale diversa. Cioè, questi sono ragazzi che sicuramente avranno più opportunità. Esercitazione internazionale a Lubiana a inizio ottobre per testare il meccanismo di protezione civile con la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.1. Vi hanno preso parte i Vigili del Fuoco di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste. Testare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Questo è l'obiettivo dell'esercitazione internazionale Seaquake 2020 che si è svolta a Lubiana dal 4 all'8 ottobre scorsi. Il sistema di protezione civile sloveno, che ha organizzato l'evento, ha ipotizzato di dover fronteggiare un evento sismico di magnitudo 6.1 avvenuto nella Slovenia centrale, coinvolgendo 34 comuni e circa 600.000 abitanti. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha preso parte all'esercitazione in cooperazione con il Dipartimento di Protezione Civile italiano.
Il personale proveniente dalla direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, dai comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, ha allestito un campo base per soddisfare le necessità logistiche delle squadre. Ha svolto attività di valutazione dei danni subiti dai fabbricati, realizzando alcune opere provvisionali nell'ambito di un edificio storico del centro di Lubiana. Le squadre di valutatori italiani hanno operato in collaborazione con le omologhe unità slovene. All'esercitazione hanno partecipato anche professionisti e volontari dei dipartimenti di protezione civile e dei corpi dei vigili del fuoco provenienti dal resto della Slovenia e da Austria, Croazia e Ungheria. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.